Oggi piccola lezione di grammatica di lingua napoletana. Lo so già, quando dico lingua napoletana cominciano sempre le polemiche se il napoletano non è lingua ma è dialetto, è idioma, è vernacolo. È una discussione oziosa che dura da tantissimi secoli. Già quando le opere del Basile, del Cortese, scritte in napoletano si contrapponevano alle opere di Boccaccio e Dante scritte in lingua toscana. Ma noi oggi non vogliamo parlare di dialetto, di lingua, quello che sia, perché per me poi il napoletano addirittura è una super lingua, perché è una lingua che si è arricchita di inflessioni provenienti da ogni lingua del mondo, quindi figuriamoci. Oggi vogliamo parlare però di alcune divertenti caratteristiche grammaticali della lingua napoletana. Per esempio, ci hai mai fatto caso che in lingua napoletana non esiste il superlativo assoluto? Perlomeno nella forma di issimo, come nella lingua italiana. I napoletani per ottenere il superlativo assoluto non fanno altro che raddoppiare l'aggettivo. Chi è sic sic, è brut brut, chiat chiat, è avat avat, oppure, ecco, giusto per citare Lello Arena quando dice "mo faccio ligire, doppa biciclette di Massimo Troisi". Ma la caratteristica è che noi a volte raddoppiamo anche i sostantivi, non solo gli aggettivi. Per esempio, ma fa una cosa coppa coppa, vac muru mur, e a volte raddoppiamo gli avverbi. Ecco, all'ultimo momento diventa biz biz, gan gan, ponta ponta, all'urdum, sotto sotto, pila pila, iegli, come volete voi, insomma, ne raddoppiamo anche gli avverbi. Ci hai mai fatto caso che in lingua napoletana non usiamo mai il futuro, il tempo futuro? Sì, tutto è quasi presente, quasi come se, che ne so, le bibliche calamità della nostra etnia ci hanno fatto convincere che non c'è un futuro, c'è solo il tempo di oggi. Per esempio, rimane vaca a tagliare i capelli, domani vado, quindi usiamo il tempo presente. A stagione me ne vaca a Capri, ecco, usiamo sempre il presente anche in un futuro remoto. È una lingua, per esempio, che ha caratteristiche di grande sintesi. Ti stai indagliando, stai perdendo tempo inutilmente in occupazioni futili, sei ingignato, è una sola parola per dire hai indossato per la prima volta un capo d'abbigliamento nuovo, o fatto apposta, sa danciar ma. È sintetica, però poi sa essere prolissa, precisa, in maniera ridondante quando vuole. Per esempio, chi è un scemo gap, è scemo, ma dove altro può essere scemo, solo un gap. Chi è uno strunz e merda, vabbè, uno strunzo di cos'altro potrebbe essere fatto? Ah, già perde la vista e l'occhio, ma dove altro potrebbe essere persa la vista? Scinna bash, sai in cop, vabbè, ma questo è ridondante, perché mica posso scendere a coppa e sai a bash. Insomma, veramente è una lingua, ti quando stai i piedi in terra, ma dove altro il punto stai i piedi se non a terra? Al napoletano poi piace essere eccessivo, tutto è eccessivo. In lingua napoletana se uno tiene fam sta murenne fam, se uno ha sonno sta murenne suon. È una lingua piena di contrasti lessicali, i letterati li chiamano ossimori, due parole consecutive apparentemente contrastanti fra di loro. Ecco, in italiano diremmo ghiaccio bollente, questo è un ossimoro. In napoletano di ossimori ce ne sono tanti. Iescia vieint. Aspetta, Yesh avieint, com'è sta storia? Chi non è doce sal. Che significa? Insomma, veramente chi le sta schiattando e saluta, oppure chi le sta buona malata, sta buono, cioè, insomma, veramente, vabbè, e poi su questo c'è l'adagio solito che in lingua napoletana tutto è positivo. A proposito di malattie, c'è la famosa storia in cui un medico milanese, ecco, se diagnostica una bronchite, dice signora mia, qua teniamo una brutta bronchite, e un medico napoletano invece signora bella, cadenimo veramente una bella bronchite, ecco, insomma, noi la prendiamo tutto in senso positivo. Ma in termini di ossimori, l'ossimoro più famoso della lingua napoletana è senz'altro l'ossimoro, il contrasto lessicale che Libero Bobbio utilizza in una delle sue canzoni più belle, che è O Paese Sole. Oggi sto tanto all'era che quasi quasi mi mettesse a chiagnere per questa felicità.